venerdì 11 agosto, buongiorno Sicilia da Michele Cucuzza ed Angelo Gagliano. Oggi vi inviteremo a Vinimilo, poi daremo un'occhiata alle prospettive del turismo in vista del Ferragosto, che sono meno peggio di quello che ci si aspettava dopo l'incendio all'aeroporto, e poi un'occhiata alla terribile peronospera, nemica delle nostre viti. Ma prima di tutto un omaggio e un ricordo a Michela Murgia, morta a 51 anni. Aveva rivelato a maggio in un'intervista al Corriere della Sera di soffrire di un cancro incurabile ai reni. Era nata a Cabras, in provincia di Oristano, ed era diventata famosa pubblicando nel 2010 a Cabadora, il romanzo con cui aveva vinto il Super Mondello e il premio Campiello, un libro che le aveva dato la notorietà nazionale e internazionale. È stata protagonista di importanti battaglie per i diritti a fianco delle donne. A metà luglio aveva sposato l'attore e regista Lorenzo Terenzi. Un saluto a Michela Murgia. Passiamo alle nostre attualità. Lampedusa si continua a sbarcare senza sosta e purtroppo anche a morire. C'è stato un commosso messaggio del Papa dopo l'ultima sciagura costata la vita a 41 persone. Da giugno ai primi di agosto sono oltre 40.000 gli sbarchi a Lampedusa, 23.639 solo a luglio. E purtroppo sono alti anche i numeri dei morti, 1.800 negli ultimi 8 mesi, 160 in questi 4 giorni. Dalla notte scorsa sono stati circa 30 gli approdi sull'isola, dove sono giunte oltre 1.200 persone. Molte di loro però non sono mai arrivate a raggiungere il sogno della terraferma. Uomini, donne e bambini, come quelli a bordo della barca affondata prima di giungere sulla costa. 41 morti e solo 4 sopravvissuti, originari di Costa d'Avorio e Guinea, riusciti a salvarsi perché nella barca alla deriva a cui si sono aggrappati hanno trovato, come loro stessi hanno raccontato ai soccorritori, 4 bottiglie d'acqua e mezza scatola di biscotti. Il loro barchino con 45 persone, fra cui 3 bambini, si è capovolto ed è affondato a causa di una violenta onda dopo circa 6 ore dalla partenza da Sfax. Tutti i migranti sono finiti in mare, ci siamo aggrappati a quello che abbiamo trovato, hanno testimoniato i sopravvissuti ancora sotto shock per avere perso i compagni. Li abbiamo visti annegare, travolti da un'onda. Intanto i migranti soccorsi e salvati dal mare vengono condotti nell'hotspot di Lampedusa, curati, rifocillati e poi trasferiti. Non siamo al collasso nella struttura, puntualizza la questura di Agrigento, visto che ogni giorno vengono spostate da lì circa 1.000 persone per altre che ne arrivano. E la Croce Rossa dal 1 giugno gestisce l'hotspot di Contrada Imbriacola, fornendo opera di prima assistenza e cura anche psicologica, come ha dichiarato a Buongiorno Sicilia Ignazio Schintu, direttore delle operazioni emergenze e soccorsi. Stanno bene, insomma, dal punto di vista psicologico sicuramente hanno avuto un trauma che ci vorranno 2 giorni prima che in qualche modo venga recuperato. L'Italia in queste operazioni è sempre più sola, l'Europa dovrebbe fare di più. Il vero problema è che l'Europa qualcosa sta facendo, ma è proprio in minima parte. L'Italia non può essere lasciata sola in questa emergenza. Sui recenti fatti a Lampedusa è intervenuto il Papa, che in un tweet ha scritto: «Ho appreso con dolore la notizia di un nuovo naufragio di migranti nel Mediterraneo. Non rimaniamo indifferenti davanti a queste tragedie e preghiamo per le vittime e i loro familiari». A Belpasso, vicino a Catania, è guerra contro gli incivili che deturpano il parco dell'Etna e il territorio comunale. Il sindaco Caputo ha avviato la bonifica delle discariche a cielo aperto che troppo spesso causano disastri ecologici. Sono vere e proprie discariche a cielo aperto che deturpano la bellezza delle nostre città e dei nostri luoghi e che spesso si trasformano in vere e proprie bombe ecologiche. Una delle aree maggiormente colpite è quella del Parco dell'Etna, che ricade su diversi comuni del Catanese. Più volte abbiamo documentato con le nostre telecamere i cumuli di rifiuti riversati in mezzo al verde o nei sentieri di montagna dove gli incivili si sbarazzano di mobili, sanitari, elettrodomestici in maniera veloce e furbesca, risparmiando così su tempi e costi per il corretto smaltimento. Nel comune di Belpasso il sindaco Carlo Caputo, già presidente del Parco dell'Etna, ha intrapreso una vera e propria battaglia contro gli incivili e ha avviato operazioni di bonifica su tutto il territorio, comunale e non. Abbiamo iniziato il recupero di microdiscariche, il ripristino dei luoghi sia nelle periferie del paese sia lungo le strade
provinciali. Poi abbiamo fatto un recupero di microdiscariche anche nella nostra zona industriale, che è presa sempre di mira dagli zozzoni, e l'altro ieri abbiamo iniziato con il recupero di microdiscariche sul parco dell'Etna. Il primo cittadino, come presidente del parco, aveva più volte denunciato lo stato in cui versavano alcune zone invase dai rifiuti, in un'area che da 10 anni è patrimonio dell'UNESCO. Buona parte dei territori che sono sul parco dell'Etna è competenza dei comuni, e quindi è un dovere fare questo lavoro, perché si produce un danno di immagine, un danno economico e un danno ambientale. Un'operazione potenziata anche da controlli capillari e telecamere di videosorveglianza. Oh Angelo, abbiamo notizie siciliane dell'Etna e dintorni? Abbiamo tante notizie che riguardano l'Etna e dintorni, e sulla Sicilia si parla anche dell'emergenza incendi, perché sull'Etna capita spesso che ci siano degli incendi. Siamo sulla Sicilia che, a proposito di quanto accade sull'Etna, dice: sull'Etna caccia i pascoli abusivi. Questo è un articolo di qualche giorno fa, e allora è intervenuta la regione, e c'è una task force di 147 commissari per il catasto delle aree bruciate, quindi praticamente in quei comuni dove ci sono stati tanti incendi arrivano dei commissari, nomine della regione in adempimento della legge nazionale. C'è il plauso di Legambiente per proteggere per l'appunto quella che poi, insomma, il nostro territorio è un patrimonio non solo, diciamo, siciliano, ma del mondo, dell'UNESCO. Allora, siamo alla prima pagina della Sicilia, tantissime le notizie stamattina, su tutte, dalla SAC alla sanità, il risico siciliano fino alle europee. Questo è il quadro che viene raccontato dalla Sicilia. Ma la SAC non è la società Sì. di gestione dell'aeroporto? Esatto. E che cosa vuol dire quel titolo? Significa che evidentemente ci sono una serie di operazioni che porteranno, se ci saranno ovviamente, a degli assetti nuovi, non ecco. solo alla SAC, alla sanità e tutta una serie di. Comunque, centrodestra, nuovi assetti di potere, vedi cosa scrive la Sicilia, chi sta con chi e perché, è la ricca posta in gioco, quello che viene raccontato stamattina dal Quotidiano. A proposito sempre di aeroporto, il commissario della Camera di Commercio del Sud-Est, Belcuore, apre, c'è scritto così: aeroporti siciliani, una regia unica per essere più forti. Quindi potrebbe essere una soluzione questa, consorziare in qualche modo, insomma strutturare in modo tale che gli aeroporti possano essere diciamo un'unica entità. Organismo unico per farlo funzionare meglio, forse. E speriamo che possa, insomma, funzionare meglio sicuramente. Poi si parla di ancora migranti, perché in 24 ore, abbiamo sentito prima nel nostro servizio, sono arrivati quasi 1300, sono 1250 i profughi arrivati a Lampedusa. Dopo il naufragio ci sono altri barchini. Il sindaco dice: da Roma e Bruxelles solo promesse. Fino a questo momento praticamente si lavora a Lampedusa e basta. Ha perfettamente ragione, cioè non si muove foglia. Assolutamente. E poi foto e notizia piuttosto forte, vedete l'album degli orfani, l'inchiesta adottabile messi in vetrina dalle autorità di Kiev. Oggi a Catania udienza sul rimpatrio dei piccoli rifugiati che sono arrivati fuggendo alla guerra, cercando di lasciarsi alle spalle alla guerra. Poi c'è qualche fatto anche di carattere nazionale stamattina sulla Prima: salario minimo, confronto fra governo e opposizioni, si punta alla soglia dei 9 euro, staremo a vedere se questo confronto sarà sereno, tranquillo. Ci sono molti dubbi che possa riuscire. Proprio così. E poi l'inflazione frena, ma non abbastanza. Una famiglia spende 1.699 euro in più. Per Bacco. Questo è il dato che viene 1700 euro praticamente, è 1.700 costata questa simpatica inflazione. Appena. Si parla anche di roghi, perché ce ne sono diversi alle Hawaii, si contano già 36 vittime, decine sono le persone evacuate. Ma allora torniamo a vedere qualcosa di interessante sulle pagine interne a proposito di emergenza migranti. La flotta di barchini su Lampedusa, perché è una vera e propria flotta quella che si avvia ogni giorno praticamente verso Lampedusa, 1275 sbarcati, i superstiti del naufragio, così ci siamo salvati. C'è l'SOS del sindaco che ribadisce: da Roma e Bruxelles finora solo promesse, e il Papa: non restare indifferenti. Intanto a Catania
sono stati ricordati i morti del 2013. Il 10 agosto 2013 una barcone proveniente dall'Egitto si incagliò sul litorale della Playa e 6 giovani persero la vita. Ieri c'è stato questo ricordo anche grazie alla comunità di Sant'Egidio. Questo per il tema dei migranti. Poi parliamo di Fontanarossa, turismo. Fontanarossa e manager, il risico, vedi, torna questo termine siciliano verso le europee, chi sta con chi e perché, ecco come stanno cambiando gli assetti di potere. Cerchiamo di leggere qualcosa. Qua è interessante le didascalie delle foto perché fanno capire, diciamo, chi sono i politici vicini ai manager. E qui possiamo vedere allora Nico Torrisi che è la D della SAC con il governatore Renato Schifani. Poi abbiamo Francesco Scarpinato, Mario Messina ed Elvira Amate, chiedo scusa, Valeria Sudane e Luca Sammartino, la coppia di potere della Lega viene così definita, e poi ci sono altri personaggi, Raffaele Lombardo che è l'ex governatore di Sicilia e che è il leader degli autonomisti, Totò Cuffaro, presidente della regione e leader della DC, e Gianfranco Miccichè con Cateno De Luca che è il leader di Sud chiama Nord, e quindi questi sono scenari che vengono raccontati. Poi ci sono delle didascalie, la scacchiera, esatto. Bisognerebbe poi leggere con attenzione e vedere quali sono le riflessioni noi fatte. seguiremo con il telegiornale gli sviluppi di questa vicenda. E sempre in tema di aeroporto ne abbiamo parlato sulla prima pagina di Michele, qua. regia unica regionale degli aeroporti siciliani. Parla Belcuore che è il commissario della Camera di Commercio del Sud-Est. Dopo l'emergenza di Fontanarossa ci sono le condizioni per metterli subito in rete, avremo più forza. E poi ci sono notizie che riguardano l'inchiesta sul rogo a Fontanarossa, ci sono i super periti e consulenti dei PM, la verità è nelle carte e nei filmati. Il dato, scrive la collega Laura Di Stefano, non è ancora tratto. E i tempi per arrivare all'epilogo dell'inchiesta sul rogo avvenuto il 16 luglio al terminal catanese, al terminale dell'aeroporto, ancora sono lontani. Comunque il pool di investigatori della sezione anticorruzione sta lavorando a ritmi serrati per arrivare a comprendere se ci siano state responsabilità colpose nella gestione dell'emergenza e anche se ci siano omissioni in merito anche a quanto prevede il piano di sicurezza antincendio. Insomma, scopriremo molto importante a fine dell'inchiesta che cosa evidentemente verrà fuori. Adesso invece siamo alla prima pagina dell'edizione di Palermo di Repubblica. È un'emergenza, la evidenzia ancora una volta il Repubblica, sbarchi senza fine, Lampedusa chiede aiuto, il governo sia sensibile. Ieri circa 1500 arrivi, dal 1 giugno oltre 34.000, i 4 superstiti salvi grazie a un pacco di biscotti. I turisti, dice, dove sono i migranti? Perché sull'isola non si rendono conto che poi arrivano tutti questi migranti. E poi i fratelli sono vivi, la gioia del naufrago sudanese perché ha scoperto che i fratelli sono vivi. Una bella storia quella che viene raccontata stamattina da Repubblica. Meno diossina nell'aria, ma i divieti sul latte e carne rimangono in vigore. Questa è l'ordinanza del sindaco La Galla. Sul caro voli la Regione sta studiando un rimborso, la Regione quindi cerca in qualche modo... ho letto qualcosa in autunno per iniziativa appunto della Regione, ci dovrebbe essere un bonus vacanze di Natale, quindi un voucher per compensare i prezzi astronomici di questi mesi passati fino a poco fa. Allora, speriamo che possa diventare le vacanze realtà. di Natale. Sono saltate quelle estive, magari si può recuperare a Natale. Siamo a Ferragosto, però già si pensa a Natale, va bene. 2 storie molto belle, una bellissima, un'altra meno bella, però evidenzia come ancora ci siano dei pregiudizi. Le storie sono stamattina riportate, ne abbiamo già parlato ieri. La chef senegalese discriminata, giudicatemi per il mio lavoro. Ieri dicevamo di una cliente che è andata via perché la chef era di colore. Stamattina ci sono le sue parole, dice, giudicatemi per quello che faccio, per quello che sono. E poi a Taormina, il centro di cardiologia pediatrica,
perché ha salvato una bimba, un'operazione al cuore, salva una bimba di Monza di 12 anni che era in vacanza ed è stata salvata dai medici della struttura di Taormina. Sono approfondimenti nelle pagine interne proprio di queste storie, ad esempio quella della bimba, un'operazione al cuore, salva dodicenne, sono stati angeli, grazie, e quindi quanto è importante per diciamo, la nostra regione, ma per la sanità nazionale avere questo centro così all'avanguardia. La vacanza della famiglia Cazzaniga poteva trasformarsi in tragedia, il pediatra del villaggio turistico mi sono trovato al posto giusto perché è riuscito poi a indirizzare la famiglia nel centro di Taormina. E poi il giornale di Sicilia, incendi, lo abbiamo già detto, lo abbiamo già letto, arrivano i commissari dai 391 comuni siciliani, ben 147, Michele, non hanno ancora censito i territori interessati dai roghi contro le speculazioni edilizie. Nella lista nera anche Trapani, Catania e Messina. Quindi, ne parlavamo ieri, ti ricordi, al telegiornale, ed è incredibile questa cosa. siamo indietro, siamo troppo indietro. Poi ancora l'idea di Sgarbi, un percorso fra i tesori del Gattopardo. Questa è l'idea di Vittorio Sgarbi. Il sottosegretario lancia il progetto di una fondazione tra Palermo e Palma di Montechiaro per valorizzare e tutelare i luoghi iconici di Tommasi di Lampedusa. Annunciata anche una mostra a Ragusa Ibra. E poi una serie di notizie che riguardano la cronaca, ma intanto dai verbali dell'interrogatorio di Matteo Messina Denaro, sì o soldi nascosti sono per la famiglia. Vabbè, certo, si preoccupava della famiglia, Un'altra ci mancherebbe. ammissione da parte dell'ex Primo La Rossa. Poi diossina allarme attenuato, l'ordinanza per Orimane l'abbiamo già letta anche su altri quotidiani. Ora la Gazzetta del Sud. Roghi, si insiste, commissariati 147 comuni, 60 sono nella provincia di Messina e c'è anche il capoluogo, la linea dura della regione siciliana per il mancato rispetto della legge sul catasto degli incendi. Insomma, bisogna fare qualcosa in più per la prevenzione. Non basta urlare contro i piromani, forse bisogna preoccuparsene prima. Assolutamente sì, poi a Messina riapre un'area preziosa, riapre Piazza del Popolo, uno spazio da vivere, una bella foto per che ci restituisce quanto insomma, Messina potrà godere di questo bel luogo per insomma, passeggiate, per stare insieme, per chiacchierare anche. Poi i raid russi, il rinnovato allarme nucleare, siamo già ai fatti internazionali, ci proiettiamo, incursione su Kapinsk e i vertici ucraini ammettono la situazione si fa difficile, quindi il conflitto non sta andando come evidentemente pensava Zelensky. E il ricordo, l'abbiamo fatto prima, Michela Murgia si è spenta, aveva 51 anni. Bellissima questa foto. Una foto che la Gazzetta ha scelto stamattina per ricordare la scrittrice. Direi di fermarci per adesso qui. Benissimo, facciamo una pausa e poi passeremo alle cronache italiane e internazionali. State con noi, buongiorno Sicilia. Buongiorno Sicilia, con Michele Cucuzza. Angelo Gagliano. Allora, vediamo un po' i quotidiani nazionali e notizie del paese estere. Allora, cominciamo dal Corriere della Sera, che a proposito dell'incontro di oggi sul salario minimo apre subito con un gelo sul salario minimo. Oggi il vertice, governo e opposizioni sono lontani, l'inflazione scende al 5,9%, ma abbiamo visto che ancora... Beh, 5,9 non è poco, ragazzi. Eravamo... Sì, è 11. Esattamente. Però 5,9 è tanto, Tassa sulle banche, Mattarella firma il decreto, intanto Moody's boccia la misura negativa per il settore. Questa è la sintesi, però
poi andando a vedere quelle che sono le magagne nostrane, no? Alla caccia alle risorse mancano 20 miliardi nei conti delle entrate. Sì, le entrate fiscali non stanno andando bene, scrive il Corriere. Gli italiani versano meno imposte, così mancano almeno 20 miliardi. Mamma Quindi mia, nel bilancio dello Stato sono tantissimi. non stiamo andando proprio bene. Allora, altre notizie, perché intanto il CSM indaga su una magistrata che elogia il fisico Cos'è del questa killer, storia? perché ti ricordi il delitto di Rovereto, la signora che è stata assassinata? Già. Due consigliere laiche del CSM hanno chiesto di indagare sulla procuratrice di Rovereto, Viviana del Tedesco. La magistrata è finita al centro della bufera dopo aver apprezzato la prestanza fisica del nigeriano in carcere per aver ucciso Iris Setti. In un'intervista ha dichiarato che i precedenti dell'uomo, libero nonostante un arresto in flagranza, non erano poi così gravi. Questa è una curiosità che stamattina viene riportata dal Corriere, così come invece ci porta all'estero il Corriere. Ecuador ha ucciso il candidato che sfidò i narcos verso Molto le grave presidenziali, questo. una brutta storia. Poi ce n'è un'altra che proveremo ad approfondire, arriva da Torino, il video al veleno e le nozze saltate, una violenza, praticamente il fidanzato alla cena per annunciare il fidanzamento ufficiale, il matrimonio, anziché insomma, chiedere la mano, ha detto che la sua compagna, la sua fidanzata aveva tradito e per questo non la sposava, tutto questo pubblicamente. Insomma, ci sono tante... Bella la foto di Michela Murgia. Addio a Michela Murgia, voce libera fino alla fine. E poi il suicidio di Ruffino, cresce il mistero, perché adesso non si capisce questo. si diceva che fosse ammalato, in realtà l'autopsia ha escluso questa ipotesi. E poi siamo sulla prima di Repubblica, perché Kiev sfida sul grano il nuovo fronte adesso del conflitto. L'Ucraina annuncia un corridoio nel Mar Nero per fare partire i mercantili che sono bloccati nei porti dalla flotta di Mosca. È un'iniziativa umanitaria, ma resta il pericolo di attacchi. Spinta del Papa per un incontro Putin-Zelensky a Dubai. Magari ci fosse. E questo insomma è la novità. Adesso il Papa è uscito fuori la scoperta proprio in maniera chiara. E poi c'è una inchiesta di Repubblica a proposito delle rotte sospette dell'export italiano nei paesi ai confini con la Russia. E questo fa pensare che in qualche modo possano arrivare dei prodotti italiani proprio in Russia attraverso altri paesi. Eludendo le sanzioni. Le sanzioni, quindi questo è quello che si ipotizza. La politica poi, Gasparri dice in Europa il PPE non può stare con Le Pen, quindi c'è una querella tutta interna certamente Salvini governo. Non è contento. Assolutamente no. Salario minimo, vertice in salita, no 9 euro. E poi anche qui c'è la bella foto di Michela Murgia, la scrittrice dei diritti, aveva 51 anni. Questa è la prima di Repubblica. Siamo sulla Stampa, il salario minimo è il tema della giornata, perché oggi ci sarà questo incontro. Meloni non ci prenda in giro, intervista alla Schlein, e poi De Angelis nella lotta armata, la Premier non taccia, sull'alluvione solo passerelle. Insomma, una raffica di accuse precise, dirette e senza mezzi termini. E ancora gli immigrati, quei bambini segregati in Tunisia nei campi profughi con il filo spinato, bruttissime storie. E poi quella di razzismo, il razzismo a tavola, chef e nera, non ceniamo qui, anche questa riportata stamattina dalla Stampa e non solo. Poi attenzione a questa foto che vediamo, perché si parla dell'assalto alla Luna. I russi ci riprovano, l'India li sfida, l'America rilancia. E adesso si ricomincia con i viaggi verso alla Kennedy, verso la Luna. Questa la prima pagina della Stampa. Temi economici con il Sole 24 Ore stamattina, perché intanto ci parla di una riforma, più lavoro per i giovani, pronto il decreto che rivede le aree tecnologiche per creare nuove competenze.
occupato l'80% degli studenti entro un anno dal titolo, ancora però sono pochi gli iscritti, è una buona Molto notizia interessante, sicuramente, e vedremo se raggiungerà gli obiettivi. La tassa sulle banche, ABI apre il dialogo per migliorare il decreto legge, e poi c'è una brutta notizia per tutti noi consumatori, perché? Perché le arance non sono mai state così scarse nel raccolto, c'è un'impennata del 65% dei future sul succo. Cosa significa? Significa che adesso ci sono le prime quotazioni di quello che saranno poi i succhi che verranno imbottigliati, che verranno distribuiti, un aumento del 65%, questa è la previsione che abbiamo, e quindi sarà difficile poter avere questi succhi, e poi, quantomeno, saranno salati. L'inflazione, quella statunitense, perde velocità, tassi più concreta, la pausa della Fed, quindi potremmo finalmente la piantano di aumentare i tassi, e così forse probabilmente si potrà respirare. Allora, siamo sul Messaggero, torniamo ai fatti di casa nostra, con l'inflazione ancora in calo, ma i prezzi non scendono. L'inflazione è in calo, ma i prezzi non scendono. Interessantissimo il Messaggero. Per la prima volta in 15 mesi, un dato sotto il 6% grazie ai ribassi dell'energia. Sulle famiglie comunque continuano a pesare il caro della spesa e il caro vacanze. Questi sono puntuale, i nodi. Cioè al supermercato e le vacanze, cioè tutto rovinato praticamente. E non si può. E poi vediamo un po' gli aumenti ingiustificati delle compagnie nel mirino dell'Authority. Ryanair, 15 anni di sanzioni, in alta stagione tariffe decuplicate. Interessante questa inchiesta della stampa su Ryanair. Però comunque quello che sono i dati che vengono fuori dall'Authority, no? Che è andato a puntare i fari su quanto accade. Possiamo leggere qualcosa? Con l'amministratore delegato che parla di spazzatura. Esattamente. Dovrebbe leggersi questo articolo forse. Guarda, allora leggiamo Ryanair contro le norme del governo sul caro voli, ma nel 2008, dal 2008 ad oggi, la compagnia aerea ha dovuto pagare multe, pensa, per 11 milioni per non avere rispettato le norme del mercato. Ma che sarà mai? Spazzatura questa roba qui. Tariffe decuplicate, le cosiddette low cost avrebbero ricevuto incentivi pubblici stimati in 500 milioni. No, non ci posso credere, sarà spazzatura anche questa. Tutto spazzatura allora, stamattina. Però, vedi, ci sono tanti dati interessanti. La notizia di cui abbiamo parlato, scandalo alla festa, io traditrice, da quale pulpito? Quindi evidentemente botta e risposta tra il fidanzato tradito e la donna che è stata, diciamo, additata come la traditrice. Inferno Hawaii, morti e migliaia in fuga, foto drammatica. Tremenda lì, l'isola di Maui. La situazione è comunque piuttosto complicata da quelle parti. Ora vediamo il Fatto Quotidiano. Eccolo qui. Torna la prescrizione che salvò Berlusconi e Andreotti. Via la buona fede, Destra e Renzi contro la spazza corrotti. Quindi è un attacco a quelle che sono le novità che sono in arrivo da un punto di vista, diciamo, della riforma sempre della giustizia, impunità per tutti, pronto il testo per riesumare l'ex Cirielli, corretta da Orlando, che sterminava i processi anche in appello e Cassazione. Questa è, diciamo, la sentenza stamattina del Fatto Quotidiano. Adesso vediamo il giornale, c'è una notizia molto curiosa, l'allarme, cioè un eccesso di autovelox. A Padova c'è stato un attacco ad un rilevatore di velocità. È stato distrutto, è l'ultimo caso di una serie di attentati, ma spesso i comuni abusano di multe e gabelle solo per fare cassa. Insomma, è stato distrutto. Sbagliato attaccare e distruggere gli autovelox. Giusto, è vero il fatto che i comuni ne abusino, questo non c'è dubbio. E poi ancora altre notizie: a 5 anni dal trauma Morandi per Genova, è l'ora della ripartenza, il crollo del ponte e la rinascita, una tragedia davvero che difficilmente si potrà dimenticare. Urso contro Ryanair, il mercato non è Far West, sono le parole del ministro Urso. Quindi il ministro Urso è molto severo con Ryanair, non accomodante come era sembrato in un primo tempo. Ecco. Assolutamente no. Dal giornale adesso andiamo invece alla prima pagina di Avvenire, sfida al minimo, e vediamo cosa significa. Sul salario Meloni
cerca la contromossa e progetta di detassare gli aumenti contrattuali. Per la tassa sulle banche il governo deve incassare le critiche di Moody's ed anche del Financial Times. Questo è quanto scrive stamattina Avvenire. L'inferno nel paradiso, fuga dalle Hawaii in fiamme, questo è il titolo di Avvenire. Che foto, Inquietante davvero quello che sta succedendo. E poi i narcos uccidono il candidato presidente, uno dei candidati presidenti, stato di emergenza e poi il voto. Cioè addirittura i narcos, questi i trafficanti miliardari di droga, si permettono di fare un delitto di questo genere. Perché questo candidato aveva combattuto, si era esposto in prima persona contro i narcos. Siamo adesso al Manifesto, vediamo cosa scrive stamattina. Giochi da tavolo, oggi le opposizioni si siedono con il governo a Palazzo Chigi, chiamate per parlare della loro proposta di salario minimo, rischiano di cadere in una trappola propagandistica. Questo scrive stamattina il Manifesto sul Un tema secondino veloce? Un secondino veloce, guarda, siamo con il tempo, il paese va nonostante i gufi, iniezione di fiducia, questo scrive il tempo. E I gufi lo diceva Renzi, ti ricordi? C'era sempre questo, i gufi. E allora, la BCE lascerà i tassi di interesse alti e i mutui saranno sempre più cari, Michele. No, allora vediamo che dice, direttore, noi dovremmo chiedere un mutuo per pagare il mutuo. Perfetto, ho colpito ancora. Va bene, facciamo una breve pausa, poi torneremo. Buongiorno Sicilia. Buongiorno Sicilia, diamo il benvenuto a due ospiti, il sindaco di Milo, Alfio Cosentino, buongiorno sindaco, benvenuto, e a Gea Calì che è un'esperta di vini, anzi come si usa dire adesso, wine expert. Bello questo. Allora, dobbiamo parlare di Vini Milo 2023, che cos'è sindaco e quando comincia? Vinimilo è una manifestazione che si organizza oramai da 43 edizioni. Quest'anno assieme a Vinimilo Chiedo scusa a lei e agli ascoltatori, andiamo avanti. quindi dicevo che assieme a Vinimilo ci sarà la prima edizione di Grappoli Bianchi, che è una... c'è un'altra cosa, Grappoli No, Bianchi. è sempre una cosa che ha a che fare con appunto la promozione del territorio, del vino, e quindi diciamo sono queste due iniziative che in qualche modo camminano in parallelo. Quindi Vinimilo, dicevo, è una manifestazione legata appunto al vino, alla produzione del territorio, che oramai si fa da 43 edizioni, quindi siamo la manifestazione più longeva della Sicilia. Questo è fine agosto, 28 agosto, sì, dal fino 28 agosto al 10 fino al 10 settembre. settembre. Ecco. Sì, perfetto. Lì il mondo dei vini è ricco, vero? Lei è un'esperta, diciamo, io che non sono molto noto, cosa ci abbiamo? Il bianco superiore? Cos'è che diciamo c'è che quello che è l'anima del comune di Milo, della produzione di Milo, è il bianco superiore. In questo caso l'uva principale è il caricante, dove appunto viene, essendo prodotto all'interno del comune di Milo, prende questa denominazione geografica aggiuntiva che è proprio Etna Bianco Superiore. Sì. Ovviamente diciamo che nel tipico blend dell'Etna Bianco è possibile anche aggiungere altre varietà di uve bianche autoctone, ma in questo caso è un minimo di 80%, quindi per lo più in prevalenza è caricante. questo qua? Questo significa che lì da quelle parti c'è un fermento di cantine, oltre che di vitigni, naturalmente, giusto? Esattamente, diciamo che negli ultimi anni c'è stato un exploit, diciamo un aumento del numero delle aziende che producono appunto all'interno del comune di Milo. Fino al 2018 erano circa 3, poco più di 3. Oggi arriviamo a 23 realtà che ovviamente arricchiscono questo micro territorio che... E chi sono i protagonisti? Giovani agricoltori? Sicuramente molti giovani si sono affacciati, ma non solo i giovani, nel senso le nuove generazioni, ecco, non solo chi si approccia per la prima volta a fare diciamo, il vino, a mettersi in gioco in questo campo, ma le nuove generazioni, quindi chi aveva magari i nonni, i papà che erano proprietari terrieri, proprietari di vigneti, che conferivano fino a pochi anni prima
hanno sempre fatto, ovviamente hanno sempre conferito le uve ad altri produttori. Negli ultimi anni questa voglia di mettersi in gioco e di riprendere un po' quello che erano le origini della propria famiglia hanno fatto sì che appunto la maggior parte di queste aziende, di queste piccole aziende, siano sempre, diciamo, produttori locali. Ecco, stiamo vedendo gli ottimi, bellissimi vigneti. Ecco, immagini, queste sono proprio delle vostre parti, il sindaco, giusto? Sì, Sta vedendo, diciamo le vede che... laggiù? Ecco. Sì. Allora, volevo dire, ma lì la peronospora c'entra o non c'entra? Diciamo, quest'anno diciamo no, fortunatamente le nostre zone sono Perché state poi sì, ne un po'... parliamo successivamente, Sì. no? Con voi parliamo di cose positive. No, io dico, da noi diciamo appunto il dato positivo è che non c'è stata non è stata particolarmente danneggiata la produzione della peronospora, anche se c'è stato qualche problema, però tutto sommato rispetto ad altri territori diciamo che Milo si è... La domanda è questa da chi non è un esperto, ma tutto questo clima strano, un po' folle, no, caldissimo, poi invece arido, poi influisce... sicuramente sì, diciamo che tutto sommato ancora riusciamo a tenere, certo se dovesse continuare così, insomma ci dovessero continuare ad essere Cos'è questi... la siccità il nemico? Ma più che altro sono questi sbalzi termici, c'è stato questo grande caldo, no, che chiaramente ha messo, come dire, ha messo sotto stress i vigneti, perché evidentemente il vento che c'è stato, insomma, assieme proprio con le alte temperature, hanno creato dei problemi sicuramente alla vegetazione delle viti. Siete in molte da quelle parti di wine expert? ma sicuramente diciamo che a me piace dire proprio appassionati del proprio territorio. Siamo davvero in tanti, ovviamente la maggior parte di noi lavora già in realtà ovviamente del territorio, in aziende vinicole. Ci racconta un po' la sua esperienza, come ha cominciato? Ma io nasco dal mondo del turismo, quindi mi sono sempre occupata di leisure e poi di business travel, e proprio per questo poi negli anni... Business travel? Sì. Fare affari con i viaggi. Mi occupavo di viaggi aziendali in giro per il mondo, esatto, in giro per il mondo, e questo mi portò ad avere l'esigenza di avvicinarmi al vino, in quanto io mi occupavo anche dei menù, quindi degli abbinamenti durante ovviamente i momenti ludici, no? Certo. E quindi venendo a conoscenza e approcciandomi con questi vitigni un po' particolari che non erano quelli a cui io ero abituata, mi sono un po' incuriosita. Questi sono stati i primi anni del... E quindi lei dà consigli, suggerimenti, sì, diciamo promuove, che no? Un po'. Poi ho approfondito studiando ovviamente, quindi certo, sono stata praticamente fagocitata da questo mondo del vino, e così oggi... bello, bellissimo. E siete in tanti a avere questo privilegio, diciamo? Sì, io dico sempre che non solo siamo tanti, ma dovremmo essere ancora di più, perché questo territorio ci ha donato questo, diciamo, questo bene infinito, questo dono infinito, certo, che è quello di questo vulcano, che è un areale, un distretto del vino unico al mondo, diciamo, che non lo possiamo né replicare da nessun'altra parte, non lo possiamo neanche trovare, perché noi abbiamo... Perché è territorio vulcanico? Ma non solo il territorio vulcanico, noi siamo l'unico distretto del vino su un vulcano attivo. Caspita, bellissimo. Quindi abbiamo il mare a pochi chilometri di distanza, le altitudini diverse in ogni versante, così appunto anche le temperature, le escursioni termiche sono fondamentali per ovviamente avere una qualità di uva alla fine ovviamente della vendemmia, quindi quello che a noi importa veramente è l'ultimo periodo pre-vendemmia, che è quello che, diciamo, arricchisce, e quindi i suoli ovviamente sono speciali, perché certo, ovviamente vengono arricchiti ad ogni eruzione. Con tutta questa passione sono bravi, sono bravissimi. Lei si sente circondato da un mondo. Il territorio evidentemente dalla presenza di queste aziende ne trae grande beneficio, sia dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista del, come dire, riordino territoriale, no? Perché evidentemente molte di queste aziende che adesso sono coltivate a vigneto, utilizzando le tecniche antiche,
cioè quindi l'alberello, il ripristino dei muretti a secco chiaramente riqualifica il territorio, rende di nuovo fruibili delle porzioni di territorio che prima erano ormai abbandonate, coperte di rovi, di spine, insomma, quindi evidentemente tutto questo, diciamo, sono degli elementi positivi che fanno sì che il territorio ne tragga grande beneficio. Ci sono un sacco di cose positive che avete detto oggi. Territorio, poi produzione naturalmente di vino di grande qualità, occupazione, Sì. non dimentichiamolo, perché anche questo, e poi naturalmente un'attrazione per il turismo, Certo. per gli appassionati, per chi ama il buon vino, ci mancherebbe. Complimenti, ricordo Vini Milo 2023 dal 28 di questo mese fino al 10 settembre, noi a Capatina ce la facciamo. Un grande piacere, Mi sa di sì. Grazie mille Sindaco Grazie, Cosentino, grazie a voi. grazie a DHI per Grazie. essere stata con noi. Noi facciamo una pausa e ci guardiamo che il tempo che fa. Un saluto e ben ritrovati con le previsioni di Trebi Meteo. Nel corso di venerdì il tempo sull'Italia si manterrà stabile e assolato per effetto dell'alta pressione, con sole protagonista un po' ovunque, giusto qualche annuvolamento pomeridiano sui rilievi. Infatti anche sulla Sicilia avremo un contesto stabile e soleggiato che si protrarrà anche per diversi giorni, quindi sole protagonista anche qui su tutta l'isola e temperature nelle medie tipiche del periodo. Farà caldo ma senza particolari eccessi. Infatti i valori massimi si aggireranno sui 28-30 gradi, punte superiori verso il Nisseno, attorno ai 32-33 gradi. Per quanto riguarda la giornata di sabato, anche qui il tempo rimarrà stabile e assolato su tutta l'isola, con davvero poco da segnalare, giusto qualche occasionale annuvolamento pomeridiano sulle zone interne della regione. Con temperature che anche qui non varieranno più di tanto, il caldo si farà sentire, ma insomma i valori massimi si aggireranno sempre attorno ai 28-30 gradi. Tutti i dettagli però li trovate sull'app di Trebi Meteo. Buongiorno Sicilia, adesso ci occupiamo di turismo con Gianluca Glorioso, che è presidente regionale di Fiavet Sicilia Confcommercio. Buongiorno e benvenuto. Allora, dobbiamo dare buone notizie, è vero, perché sembrava invece, purtroppo in seguito anche all'incendio a Fontana Rossa e poi tutto quello che c'è stato, il blackout di acqua e luce, insomma abbiamo avuto una serie di emergenze, soprattutto nella parte orientale della nostra isola, che ci hanno fatto preoccupare. Invece non è così, è vero Gianluca? Buongiorno a tutti. Sì, allora diciamo questa estate ne abbiamo vissute di tutti i tipi, generi e colori. No, diciamo la stagione complessivamente sta andando bene, anche se registriamo su luglio-agosto qualche calo di arrivi. Abbiamo con la nostra federazione nazionale un po' analizzato i dati. Su agosto registriamo comunque un calo di presenze, diciamo, questo può essere frutto di tante cose, sicuramente anche l'aeroporto di Catania ha inciso, ma quello è un altro capitolo. Abbiamo registrato delle cancellazioni, così come abbiamo annunciato dopo la chiusura. Mentre il calo secondo me è dovuto un po' all'aumento dei prezzi, un po' a delle problematiche appunto relative all'aeroporto, che hanno fatto sì, diciamo, che la nostra regione non spiccasse per organizzazione relativamente all'emergenza che c'è stata. Certo, il calo maggiore a vostro avviso, poi parliamo invece di cose positive, riguarda gli italiani o gli stranieri? Entrambi. Diciamo, questo è dovuto sul mercato italiano prevalentemente anche un po' a una contrazione della domanda, diciamo, sulla fascia media, che registra, diciamo, un po' l'andazzo, diciamo, che si registra un po' in tutti i settori. Causa inflazione direi soprattutto, no? È giusto? Sì, diciamo che il caro vita dei mesi passati ha fatto sì che il famoso ceto medio, che è quello che muove grossi numeri, esatto, abbia diminuito il numero di giorni di vacanza, quindi con o abbia addirittura rinunciato alla vacanza, soprattutto sul mese di agosto, dove storicamente è il mese più caro. Quindi registriamo anche
come dire, il desiderio di muoversi nei periodi spalla d'agosto, quindi più movimento su giugno, luglio e settembre, dove comunque i costi sono più abbordabili rispetto al mese di agosto. Volevo leggerle una classifica che prescinde naturalmente dagli eventi recenti cui lei ha fatto cenno e che abbiamo raccontato a lungo nei nostri telegiornali. La Sicilia è la più ricercata degli europei per le vacanze di agosto e Catania è in cima a tutte le classifiche perché è la più richiesta dai tedeschi, quinta per gli olandesi, settima per i francesi, ottava per gli inglesi, decima per gli spagnoli, dodicesima per i portoghesi. Palermo è seconda per i francesi, quarta per i tedeschi, settima per i britannici, portoghesi e spagnoli e ottava per gli olandesi. Ma quelle sarebbero come dire, statistiche meravigliose se non ci fossero stati questi avvenimenti recenti, è vero? Sì, diciamo questo dimostra ancora una volta l'appeal che la nostra regione ha sul mercato nazionale ed internazionale. Quindi senza dubbio è una meta ricercata. A volte il problema che registriamo è, così come si denuncia in questo giorno, un problema di caro voli che non consente magari a chi viene in Italia di prolungare la vacanza sulla Sicilia per una questione di costi di trasporto. Questa classifica fortunatamente fa sì che la Sicilia sia molto gettonata. Da parte nostra si deve lavorare molto affinché questa classifica si traduca in numeri, cosa che noi operatori del settore ormai facciamo da anni, andando e presenziando in fiere, diciamo, facendo anche un po' la parte del pubblico, quindi anche grazie alle aziende che vanno in giro, cerchiamo di dare un'immagine della Sicilia che sia come dire, la migliore possibile. D'altro canto, come denunciamo da tempo, ci sono dei problemi strutturali che andrebbero affrontati in maniera più decisa e convinta per far sì che quelle che sono le aspettative dei clienti e il desiderio di raggiungere la Sicilia si traduca poi in una facilità nel visitare la regione. Mi riferisco quindi a tutto quello che è rete viaria in termini di trasporto su strada, reti ferroviarie, che purtroppo lasciano un po' il tempo che trovano, così come i mezzi pubblici non efficientissimi, per utilizzare un eufemismo, tant'è che spesso i turisti sono costretti a noleggiare dei mezzi, cosa che incide notevolmente sul costo della vacanza. Quello che noi, diciamo, la cosa che ci preoccupa e che diciamo da tempo è che la Sicilia in questi anni ha anche diciamo, sfruttato la mancata vendita di alcune destinazioni. Mi riferisco prevalentemente a destinazioni sulla Nord Africa, quindi Egitto, Tunisia, che per un lungo periodo sono state diciamo, poco vendute, che seppur con peculiarità diciamo, diverse sono nostre concorrenti, nel senso che è una vacanza che a basso costo ti permette di raggiungere, fare una vacanza rispetto ad una Sicilia che risulta essere un po' più cara. Allora lei ha fatto una descrizione che come dire, non fa che confermare naturalmente le impressioni giornalistiche che abbiamo avuto in queste settimane, ma detto da voi che sono chi siete addetti ai lavori fanno una certa impressione. Abbiamo parlato del disastro dell'aeroporto di Fontanarossa con l'incendio, abbiamo parlato dei carovoli, abbiamo parlato delle infrastrutture che non vanno, strade, ferrovie, mezzi pubblici, e poi abbiamo parlato anche della concorrenza di altre destinazioni, come diceva lei stesso, da Sharm el Sheikh famosa a tutte le altre nel Nord Africa, eccetera. Ecco, voi di questo parlate avete interlocutori dove? Alla regione, negli enti locali? Chi è che vi ascolta? Qualcuno? Allora, diciamo, abbiamo un canale con gli assessorati, mi riferisco prevalentemente all'assessorato al turismo.
quello che noi chiediamo da tempo è che sia un tavolo tecnico permanente, perché il turismo è un settore molto specifico, vive di programmazione, non di improvvisazione, motivo per il quale quello che noi chiediamo è un tavolo tecnico permanente dove studiare tutte le azioni mirate, quindi quella famosa sinergia tra pubblico e privato, dove il pubblico con le sue possibilità deve promuovere il territorio, sfruttando anche le aziende, e le aziende dal canto loro devono offrire il miglior servizio possibile e immaginabile. Peraltro introduco un altro discorso importantissimo, perché se è vero, indiscutibilmente sulla Sicilia lo è, che il turismo è un volano importantissimo per il PIL della nostra regione, denunciamo che abbiamo ancora una legge sulle agenzie di viaggi e turismo che risale ad un regio decreto del 1938. Però, quindi certo. lei immagini il turismo che vive di trasformazioni continue e ferma ancora ad una regolamentazione vecchissima. Abbiamo presentato un disegno di legge che era quasi andato in porto con il precedente governo regionale. Proprio in queste settimane abbiamo ridiscusso e ripresentato questa legge affinché tutto sia adattato ai nostri giorni. Certo. Questa nuova legge ci consentirebbe di operare sicuramente in maniera più idonea e migliore, ma e soprattutto di combattere il fenomeno dell'abusivismo, che purtroppo è molto presente nel nostro settore e che porta, a parte un mancato introito nelle casse della regione e dello Stato, perché chi è abusivo purtroppo vive di non fatturazione, certo. ma anche regolamentare un settore che purtroppo lì dove si è abusivi ovviamente manca la professionalità di chi fa questo con tutte le regole, quindi dotato di assicurazione, RC, fondo di garanzia, che garantisce anche il cliente. Giustissimo. Che notizie ci sono su questo tavolo tecnico che voi chiedete? Allora, noi ad esempio abbiamo, ormai non ci vediamo da qualche mese, speriamo che dopo le ultime pressioni, finita l'estate, si ritorni ad un tavolo tecnico. Peraltro a fine settembre il progetto Sisisili, che tanto è stato discusso ma che effettivamente ha portato dei vantaggi sia di visibilità che di vendite sulla regione Sicilia, possa essere rinnovato non con le stesse caratteristiche, ma che un'azione simile, concertata tra l'assessorato e le aziende in maniera preventiva, possa fare da ulteriore volano per gli anni a seguire. Insomma, quello che noi chiediamo è una programmazione negli anni. Certo. Chi fa programmazione comincia a programmare 1 anno, 2 anni, 3 anni prima tutti i flussi, e per questo mi riferisco sia a chi riceve ma anche agli operatori che devono mandarci i clienti. Quindi senza programmazione i tour operator internazionali preferiscono andare su altre destinazioni che possono dare maggiori garanzie di programmazione. Questa è una lezione per tutti, perché è inutile continuare a dire, vediamo se ho capito bene, che meraviglia questa terra fantastica, tutti la amano, vengono, non manca nulla, e non facciamo nulla per questo, visto che è così bella, che devi fare? Quindi vengono lo stesso. E invece sentite un operatore come il nostro Gianluca Glorioso che ci spiega perché poi non vengono. Questo è il problema, perché manca la programmazione, mancano le infrastrutture, non si fanno i tavoli tecnici, quindi il turismo va organizzato. Ecco, questa è la lezione che stiamo apprendendo oggi. Non basta dire ma qui è bellissimo, qui è bello. Però devo fare un'ultima domanda un po' cattiva, ed è questa: non è che poi, vista questa situazione, come dire, certamente non ottimale, non è che poi, come dire, gli operatori puntino a rifarsi con i ricavi sui turisti, con i prezzi un po' alti, alzando un po' i prezzi, visto che la situazione è quella che è, almeno quando arrivano i turisti, quelli che arrivano, cerchiamo di ricavare il ricavabile. Allora, no,
nel senso che nel nostro settore c'è una forte concorrenza, quindi un rialzo dei prezzi diciamo, non fa parte di quello che è il nostro settore. Diciamo che l'aumento che noi abbiamo avuto nella vendita dei pacchetti, diciamo, che si attesta intorno a un 20%, quindi non poco, è determinato da un rialzo dei nostri fornitori, quindi alberghi, voli. Quindi diciamo, noi siamo l'ultima parte della catena, quindi diciamo, un rialzo dei prezzi è dovuto diciamo, al prezzo di acquisto delle camere o dei trasporti. Certo. Quindi diciamo, il nostro settore non vive di speculazioni sul momento, assolutamente no. Questo è chiarissimo. Anzi, le devo dire che mi ritorno a parlare un attimo dell'aeroporto di Catania. Sì, dobbiamo chiudere rapidamente, per favore. Sì, gli operatori si sono fatti carico di migliaia e di migliaia di euro di riprotezioni per i passeggeri, quindi laddove c'erano dei passeggeri che dovevano partire da un aeroporto direttati sull'altro, laddove i clienti avevano acquistato dei pacchetti, sono stati gli operatori a farsi carico di questi costi. E poi tenteranno di rivalersi sull'ente aeroportuale o sulle compagnie aeree, quindi spesso noi facciamo anche da schermo su quello che è il costo che i turisti dovranno sostenere. Le rubo soltanto un attimo relativamente alla programmazione. Un'altra cosa che noi chiediamo è che si possa programmare qualcosa soprattutto nei periodi di bassa stagione. Abbiamo esperienze di altri paesi dove grazie a una programmazione relativa a mostre, fiere, si riesce a lavorare anche in bassa stagione, e questo consente di avere dei prezzi più bassi in alta stagione. Perfetto. Capisco che è un discorso complicato, ma è importante sottolinearlo. È abbastanza chiaro. Grazie mille a Gianluca Glorioso, presidente regionale Fiat Sicilia Confcommercio. Abbiamo imparato molte cose. Il turismo non basta dire una terra meravigliosa, va programmato, va organizzato in maniera seria. Comunque, per quanto riguarda gli aerei, volevo ricordare che in autunno, per iniziativa della regione siciliana, abbiamo detto ci sarà un bonus per le vacanze di Natale, un voucher per diciamo, compensare i prezzi astronomici dei biglietti, ma ci dovrà essere qualcosa anche per i ristori, per chi ha perduto, diciamo, causa incendio Fontana Rossa, ha perso prenotazioni, voli e anche vacanze. Fermiamoci qui, adesso facciamo una pausa e poi parleremo purtroppo della peronospora a cui facevamo cenno poco fa. State con noi, buongiorno Sicilia. Sicilia abbiamo un altro ospite, è Graziano Scardino, che è presidente della Confederazione Italiana Agricoltori di Sicilia, la CIA, ecco, che deve raccontarci un po' come vanno le cose per quanto riguarda appunto vigneti e uva. Prima abbiamo parlato delle glorie di Milo, del bianco superiore, insomma, e poi naturalmente abbiamo fatto propaganda a Vini Milo 2023, ci mancherebbe pure. Ora dobbiamo parlare però degli allarmi e delle difficoltà che ci sono non da quelle parti, in generale nel settore. Prima cosa le volevo chiedere, prima di parlare della peronospora, che ormai è la quarta volta che ne parlo con ogni ospite, lo ammorbo chiedendo scusi, ma cos'è la peronospora? È vero che questa è la vendemmia si preannuncia come la vendemmia più lunga del mondo, o quasi? Ma il punto è, intanto buongiorno a lei e a tutti i telespettatori, grazie all'invito. Quest'anno noi abbiamo avuto un'annata agraria molto anomala. Non è piovuto quando doveva piovere, è piovuto quando poi di fatto non doveva piovere. Parlo dei mesi di maggio e dei mesi di giugno, e questo ha creato un forte deprezzamento un po' di tutte le filiere produttive siciliane e ovviamente anche dell'uva da vino, e direi anche dell'uva da tavola. Perché si preannuncia lunga? Perché si comincia presto, in alcune aree della Sicilia hanno già cominciato a vendemmiare almeno da una settimana, e arriveremo lunghi su alcune realtà, penso all'Etna, con vendemmie che sicuramente arriveranno a fine settembre. Cioè già si sta cominciando a vendemmiare. Già si è cominciato a vendemmiare. No?
l'autunno. Diciamo che alcune varietà di bianco nelle zone del Trapanese, ma anche dell'Agrigentino, già di uve che produrranno vino bianco, già sono andate alla vendemmia, e da qui abbiamo iniziato a capire quello che realmente la peronospora ha provocato nei nostri vigneti. E che cos'è? Glielo devo chiedere. La muffa che è? Ma la peronospora intanto sì, è una muffa che attacca i vigneti e che attacca sostanzialmente nei periodi e nei momenti in cui c'è una maggiore umidità. Tendenzialmente i vigneti siciliani non sono stati soggetti alla peronospora perché abbiamo un clima non solo siccitoso ma anche abbastanza secco. Era dal 2007 che non si vedevano attacchi così importanti. Si sta vedendo qua e là. Sì. Provoca la bollosità delle foglie, attacca ovviamente gli acidi, diminuisce la produzione. Al nord sono più abituati perché ovviamente hanno anche estati più piovosi e quindi più umidi. Noi dal 2007 era più di 15 anni che non vedevamo attacchi così importanti. L'ulteriore danno è stato che quando si doveva attaccare per prendere la malattia, per prevenire o comunque curare subito, essere tempestivi, continuava a piovere e in molte aree della Sicilia centro-occidentale ma anche quello orientale non si è potuto intervenire con gli interventi con gli antiparassitari, e questo ovviamente ha provocato una diffusione della malattia con il conseguente danno sulla produzione. Perché non c'è rimedio, perché continua a piovere, è umido. Quindi è continuato a piovere, noi abbiamo avuto vigneti che hanno avuto anche fenomeni di ruscellamento, c'erano dei piccoli torrenti che correvano all'interno, per cui con i mezzi tecnici, parlo delle trattrici, parlo tutte le attrezzature, non si è potuto intervenire, e questo in alcune aree ovviamente ha provocato una maggiore diffusione della peronospora, perché si deve prendere a tempo, e quando tu sei un raffreddore allora intervieni subito, altrimenti dilaga, ecco, il termine tecnico è proprio questo, dilaga in alcuni posti un po' di più, in alcuni areali un po' di meno, però questo è quello che è successo. È successo sul piano nazionale, però al nord in qualche modo hanno una lotta già codificata che deriva dall'esperienza degli anni passati. Che fanno? Fanno degli interventi ovviamente contro la malattia fungina, e quindi qua il problema è che non si è potuto proprio intervenire. Perché continuava a piovere. Perché continuava a piovere nel momento in cui bisognava intervenire, quando ci si è accorti che la malattia stava attaccando. Ma adesso vi stanno aiutando, vero? Il governo ha stanziato allora, fondi. intanto noi abbiamo fatto ovviamente un'operazione di mettere subito a conoscenza l'assessorato, ma non solo l'assessorato, anche l'assemblea regionale, perché abbiamo partecipato alla terza commissione delle attività produttive, per dire sui vigneti c'è un danno anche quest'anno. Cosa voglio dire anche quest'anno? Perché i vigneti uscivano dal periodo, o meglio, la produzione di vino usciva dal periodo della pandemia, dove erano stati chiusi i canali Oreca. Poi la guerra russo-ucraina, con l'aumento dei costi e quindi con la perdita di reddito che sentivo anche prima delle famiglie medie, quindi un minore consumo del vino, soprattutto rosso, e quest'anno, che era un'annata che si preannunciava buona, in realtà arriva la peronospora che diminuisce la produzione intanto di uve. Ora vedremo quello che succederà. Ma la qualità però non viene inficiata? La qualità oggi non viene inficiata, questo noi lo dobbiamo dire a beneficio dei consumatori, perché non si può pensare che la peronospora poi dice allora verrà un vino cattivo. Non viene un vino cattivo, ne viene meno, perché alcuni acidi gli agricoltori non li possiamo raccogliere e quindi di fatto rimangono sulla pianta, comunque non vanno al palmento, e di conseguenza non vengono vinificati. L'orientamento, almeno da questa prima settimana, è che comunque ci sia un vino di buona qualità. Questo è importante, non la quantità che auspicavate, però il vino è di buona e ottima qualità. Gli aiuti, dicevamo. Ma allora, noi intanto abbiamo chiesto subito, perché la peronospora non è una calamità naturale come quella che noi conosciamo, e quindi abbiamo chiesto subito interventi intanto all'assessore, che devo dire oggettivamente ha iniziato una ricognizione soprattutto negli areali più colpiti, parliamo della provincia di Palermo, di Trapani, una parte dell'Agrigentino, ma questi danni ovviamente sono diffusi in tutta la regione con percentuali diverse. Si stima oggi una perdita di prodotto tra il 30 e il 40% accertato. Ahia, è tanta, E quindi è tanta, e quindi potrebbe subentrare la legge 102 del 2004, che è la legge che in qualche modo viene sovvenzionata dal Fondo di solidarietà nazionale,
personale, quindi può dare dei contributi in conto capitale a chi subisce dei danni. Questo chi lo deve chiedere? La Regione? Questo lo chiede la Regione, fa la ricognizione, stabilisce il danno e il Ministero poi attiva le misure. C'è un problema che il fondo purtroppo ha sempre pochi soldi, abbiamo avuto tutti i danni al nord, mi riferisco alle alluvioni in Emilia Romagna, certo. E quindi noi quello che abbiamo chiesto è che venga rimpinguato questo fondo. Io vorrei aggiungere solo una cosa, stamattina è entrato in vigore il decreto legge asset, con tutte, diciamo, ovviamente le discussioni che sono fatte attorno, però se dal gettito della tassazione degli extraprofitti vengono generati 2 miliardi, io credo che una filiera così importante per l'Italia, quale vitivinicolo, dove la Sicilia è fra le eccellenze europee, credo che meriti un ristoro anche attraverso. Quindi si potrebbero prendere dagli extraprofitti. Io dico, non do un suggerimento al governo, però se è vero quello che viene detto, 2 miliardi è una cifra importante, destiniamo una parte di questi fondi a impinguare il fondo di solidarietà e ristorare il danno ai nostri agricoltori. Altrimenti il fondo sarebbe limitatissimo. Ma il fondo è limitato e di solito non arriva mai a ristorare il bene. Quanto sarebbe? Ma no, il fondo è sempre di pochi milioni di euro, quindi non riusciamo. Poi, diciamo, quindi la vostra richiesta è questa qui, è cercare di utilizzare dei fondi ma per dare un reale ristoro e non far presentare delle domande che poi sono carta straccia, che rimangono negli uffici delle amministrazioni pubbliche e non otteniamo nessun ristoro. L'abbiamo chiesto ovviamente all'assessore, siamo già stati auditi un paio di volte e quindi speriamo che si chiuda la ricognizione, ma soprattutto che poi si faccia squadra nei confronti del Ministero, che poi deve mettere i fondi a disposizione. Perfetto, ve lo auguriamo naturalmente, ce lo auguriamo a tutti. Grazie per essere stato con noi, Graziano Scardino, grazie a voi, Presidente della CIA Sicilia, e adesso dobbiamo farci una risatina col suo permesso e quindi ci guardiamo insieme. No, lo sostenete. Carica, vieni. Uè, rintintin! Ma che rintintin, la vuoi smettere con sto rintintin? Ancora però lavori, vedo che ancora... sì, sei integrato. Comunque mi piace la Sicilia. Si vede. Guarda qua, guarda. Che? 3 mesi a Palermo, guarda qua. Ho fatto pure l'ecografia. Maschio o femmina? A Palermo. Mi hanno detto che sto al 3° mese di aranginanza. E visto che l'ho concepita a Palermo è femmina. Arangina, certo. Capito? Che domande che fai? Guarda qua, comunque, posso dire che ormai da quando lavoro qui al parcheggio siamo diventati amici? Ma chi? Io e te. Se siamo amici? Siamo amici? Sì. E come si dice, gli amici si vedono nel momento del bisogno. Del bisogno. E io ho bisogno. Di cosa hai bisogno? Di una birra. Ma la birra di un parcheggiatore palermitano non deve essere né calda né fredda. E come deve essere? Atturrunata. L'hanno imparato tutti, rindindin! Ma guarda che veramente è sconcertante. Comunque devo dire che non è facile svolgere la professione del parcheggiatore a Palermo. Questo, ma ovunque però. Oggi stavo al parcheggio, mi arriva uno, gli faccio manovre, carica, vieni, frena. Dico sono 5 euro. Questo dice no, io a te non ti pago perché c'ho il talloncino del parchimetro. Cioè tu vieni col talloncino dentro al parcheggio mio. Mamma mia. Cioè è come andare al Lidl con la busta di Eurospin. Ma che paragone fai adesso? Ho detto bello, mi devi pagare, dici no, non ti pago. E se ne va. Vado alla macchina perché volevo prendermi la mia rivincita. E nella macchina vedo un cartello con su scritto sono quello del talloncino. Gli ho spaccato il vetro. E sotto al cartello suo ho scritto quello mio. E che hai scritto? Lo so. Ma non si fa. Si fa perché un cunnuto è mio. Ma che fate i cori? Ormai sono palermitano, così. Ma loro che sono loro. Ormai li conosco tutti, guarda là, guarda chi c'è là. Buonasera. Che? Quello si fuma a marijuana. No. Ecco, ma come fai a dire una cosa del genere? Ed è come ho parcheggiato. Perché? Il parcheggio era ben fatto. Ah, tu dici? Vabbè, allora... E abbiamo pure l'amico mio là, l'eiaculatore precoce. È la
privacy, ma come fai a sapere? Perché ancora dobbiamo aprire, quello già viene. È sempre in anticipo lui. Capito? Vabbè, però... Comunque io adesso me ne devo andare, per cortesemente, Sì. se vi potete spostare le macchine, Ma allora, sono seduti a vedere lo spettacolo. sono seduti, ma io c'ho il problema. Cortesemente la escort. Aia. La escort deve stare vicino alla Focus. Ah, sì. Perché? Perché la prostituta la puoi trovare col fuoco e senza fuoco. Perché? Perché c'è a chi piace cotta e a chi piace crudo. Vado? Te ne devi andare. Vado! Lunedì alle 23 da non perdere insieme. È il momento delle stelle. Marco Amato, sei con noi? Buongiorno, buon caffè. Buongiorno Sicilia. Oggi dobbiamo correre un pochino, per colpa mia che mi sono un po' dilungato. Ma bellissima dissertazione comunque quella del presidente al turismo, mi è molto piaciuta, ho pensato pure a molte cose di Palermo, complimenti, sempre cose sensate e servizi intelligenti, è un piacere ascoltarvi. Grazie, caffè, allora, a Roma si dice caffè pagato, vabbè, comunque chiuso. Allora, dunque, un weekend molto interessante ed è quello, insomma, prefestivo della settimana di Ferragosto. Vediamo le stelle cosa ci svelano. Vi farà piacere sapere in particolare in studio che sarà un weekend con la luna in Cancro, dolcissima, fortissima, e quindi buone vacanze ai segni d'acqua che finalmente riposano. Il Cancro che decide di, con la sua luna, di fare delle vacanze in famiglia intorno ai propri affetti. Rinsalda comunque i propri rapporti, anche se scalpita per creare progetti nuovi. Scorpione, finalmente un po' di riposo si fa per dire per voi Scorpione, perché avete Mercurio e Marte comunque dalla Vergine che vi chiedono un di più, ma sicuramente avrete più tempo per affetti, famiglia e soprattutto per godervi quegli spazi affettivi perché visceralmente difendete a spada tratta. Pesci, la vostra realtà sembra essere finalmente compensata da buone notizie e da un rilassamento importante. Vi potete anche dedicare in questi giorni a qualcosa di amministrativo non semplice ma a cui tenete tantissimo, quindi buone vacanze agli acqua. Andiamo ai terra, Toro che finalmente riesce a trovare lo spazio per le passioni, mentre invece Vergine e Capricorno ancora un po' impensieriti, la Vergine per questioni di lavoro non finite, mentre invece il Capricorno si rende conto che l'aver accontentato qualcuno può aver scompensato degli altri, quindi un Capricorno un po' conteso tra gli affetti che deve un po' mediare. Passiamo ora ai segni di fuoco. La luna è incompatibile alla vostra valenza zodiacale, eppure sarà una luna fatta di ripensamenti e passione per il leone. L'Ariete forse manifesta la voglia di stare un po' più con gli amici, di godersi questo momento. Sagittario, un po' come il leone avete delle riminiscenze di un passato che dovete un po' aggiustare. Comincia per entrambi una fase un po' di insofferenza affettiva. Gli Aria, i gemelli, la Bilancia e l'Acquario. I gemelli hanno una prospettiva brillante e oggettiva e per loro buone notizie si rivedono con membri familiari e con amici che non vedevano da tanto tempo, mentre invece la Bilancia gioca alla seduzione. In vacanza i Bilancia sono i più belli dello zodiaco. Acquario, finalmente un po' di meritata vacanza, volete solo riposare e dormire. I sogni, sicuramente la compatibilità della luna in Cancro con voi esiste solo nel sogno e nel sonno, quindi sarà una vacanza sì di riposo ma incredibilmente ispirata ed ispirante per i progetti futuri. Quindi buon Ferragosto e buone vacanze a tutto lo zodiaco e a tutta la Sicilia. Grazie. Ricambiamo, buon Ferragosto e buone vacanze anche a te Marco Amato, buon caffè. Grazie. E buona giornata, essendo venerdì, buon weekend a voi. Buon weekend! Benvenuti alla rubrica dedicata a coloro che desiderano godersi un po' della meravigliosa Sicilia durante questo fine settimana.
Sabato 12 agosto, la Villa Bellini di Catania ospita il concerto di Mr. Rain. Nell'ambito del Catania Summer Fest avremo l'onore di ospitare l'artista rivelazione del Festival di Sanremo con il brano Supereroi, pronto a far emozionare i presenti con la sua musica dalle melodie dolci e dai testi profondi. Sabato 12 e domenica 13, sul palco del San Lorenzo Mercato a Palermo, vi aspettano 2 serate di scienza e musica dal vivo. In collaborazione con l'Osservatorio Astronomico di Palermo dell'INAF, potrete esplorare il cielo attraverso un telescopio speciale, scoprendo i segreti dei corpi celesti e delle costellazioni più visibili. Nel frattempo, le melodie dance degli anni '80 proposte dal trio femminile Sui Generis e le cover dei grandi successi della musica italiana suonate dai Passepartout vi accompagneranno in una serata indimenticabile. Se volete rimanere nella zona e trascorrere una serata estiva all'insegna dell'intrattenimento Made in Sicily, non potete perdere il Conca d'Oro Summer Fest, spazio a spettacoli di cabaret e proiezioni cinematografiche con i migliori comici siciliani. Sabato 12 agosto potrete godervi la proiezione del film Tutto a posto, la storia di Roberto, uno studente ribelle in un ateneo dove i docenti vendono esami, privilegiano amici e parenti e si dedicano alle raccomandazioni. Nel suggestivo contesto del Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi ad Agrigento prosegue la serie di serate FAI d'estate, organizzate dal Fondo Ambiente Italiano. Questa iniziativa mira a fondere esperienze gastronomiche e culturali attraverso aperitivi letterari, concerti e pranzi all'ombra di alberi secolari. Questo fine settimana, presso il Giardino della Colimbetra, sabato 12 e domenica 13, potrete partecipare alla rassegna Al calar del sole. Per coloro che desiderano immergersi in un mondo alternativo popolato da figure oscure, demoni e peccati capitali attraverso i versi del padre della letteratura italiana, un'esperienza emozionante vi attende alle Gole dell'Alcantara con lo spettacolo più acclamato, L'Inferno di Dante, in scena dal 10 al 12 agosto. La drammaturgia e la regia sono a cura di Giovanni Anfuso. Nella baia Santa Margherita a San Vito Lo Capo vi attende una festa dei sensi con degustazioni e concerti, cullati dal suono delle onde. La rassegna enogastronomica e culturale Bagli, Olio e Mare farà ritorno sabato 12 e domenica 13 agosto. Infine approda in Sicilia il Contaminazioni Spettacolari International Magic and Circus Festival. Il 12 e 13 agosto a Milazzo, artisti di fama mondiale delle arti magiche circensi daranno vita alla prima edizione di questo straordinario evento. La domenica sarà dedicata ai più piccoli, con artisti di strada, musica ed attrazioni presso la Marina Garibaldi. Buon weekend! Deliziosa questa sigletta. Lo sapevate che secondo la visione dei Maya, che ritengono che il mondo passi da una sfera all'altra in cicli perpetui, la nostra era attuale sarebbe cominciata l'11 agosto del 3114 a.C., qualche annetto fa, ma avrebbe dovuto concludersi con un enorme disastro nel 2012 che avrebbe praticamente annientato la razza umana. Ma visto che siamo tutti qua, diciamo che non è una visione molto affidabile, con tutto il rispetto per i Maya. Vabbè. Nel 1919, l'11 agosto, a Weimar, per la prima volta nella storia della Germania si dà una Costituzione repubblicana. Sarà un'esperienza che non durerà molto. La difficoltà di risollevarsi dalla sconfitta della Prima Guerra Mondiale porteranno poi all'ascesa del partito nazista di Adolf Hitler e alla instaurazione della dittatura nel 1933. E nel 1934, quindi un anno dopo, sempre l'11 agosto, viene inaugurato il carcere sull'isola di Alcatraz, nella baia di San Francisco, la prigione di massima sicurezza degli Stati Uniti. Tutti pensavano fosse impossibile evadere dall'isola finché l'11 giugno del 62 ben 3 detenuti riuscirono a scappare senza lasciare alcuna traccia.
L'11 agosto del 1944 un'insurrezione popolare guidata dai partigiani del CLN, il Comitato di Liberazione Nazionale, ha liberato Firenze dai nazifascisti. E nel 1948, sempre l'11 agosto a Praga, nasceva Jan Palach, che è figlio di un pasticcere, eccolo qua. Lui è un eroe perché nel 1969, a 21 anni, si è dato fuoco per protestare contro l'invasione sovietica, perché sempre loro sono quelli di Mosca, sempre le stesse cose fanno. L'invasione sovietica si è dato fuoco in piazza San Venceslao a Praga. Oggi è il compleanno di Hulk Hogan, se volete, uno dei più importanti, compie 70 anni, forse il più famoso wrestler di sempre. E le sue performance, sempre esagerate e molto teatrali, hanno contribuito a fare conoscere questo sport nel mondo, una disciplina che ancora oggi insomma ha tanti proseliti. Poi l'11 agosto, oggi, è la festa nazionale in Chad perché si celebra l'indipendenza dal governo francese. Evviva! L'11 agosto del 1966 John Lennon dovette convocare i giornalisti per una conferenza stampa a Chicago. Vedete, noi siamo più popolari di Gesù Cristo. Aveva detto durante il tour questa sciocchezza e quindi ha dovuto chiedere scusa e probabilmente più che popolari, più ricchi, molto più ricchi. No, molto più ricchi, davvero. 11 agosto di 2 anni fa, nel 2021, a Floridia, in provincia di Siracusa, venne registrata la più alta temperatura mai rilevata in Europa, 48,8 gradi, anche se comunque qualche settimana fa questo record per ogni probabilità è stato battuto, vista la situazione che abbiamo patito. Allora, per finire, perché questa è l'ultima puntata di questa prima serie di Buongiorno Sicilia, ci lasciamo con le note di un grande musicista che è nato l'11 luglio del 54, eccolo qua, lui è Joe Jackson, debuttò e fu un grande protagonista degli anni 80, ma Joe Jackson è uno di quegli artisti che non invecchiano mai, le sue canzoni sono ormai evergreen. Come vi dicevo, ora con buon pomeriggio ci prendiamo una pausa di un paio di settimane, presto ricominceremo per tenervi sempre aggiornati su quello che accade in Sicilia e non solo. Quindi buona estate o quello che ne resta.